Buonasera a tutti gli amici telespettatori, siamo con Joao Pinto. Joao, oggi il Trissino ha faticato parecchio, è mancato qualcosa al Trissino o c'è stato più giovinazzo di quanto vi aspettavate? Buonasera, è mancato un po' di sempre più concreti sotto la porta, abbiamo avuto tante occasioni, le prime volte che è andato Giovinazzo in nostra porta sono stati bravi a fare gol e la partita si è impostata così. Noi sapevamo che la partita poteva avere questa direzione perché ha qualità, il Giovinazzo lavora bene, sta in crescita nel campionato, quindi sapevamo che dovevamo continuare a lavorare, a macinare il gioco e che la pallina entrava prima o poi, ma abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla prima. È una squadra molto lunga, molto forte, ma quanto pesa l'assenza di un giocatore come Giulio Cocco a questa squadra? Giulio è il nostro capitano, è un giocatore molto importante per noi, però noi veniamo qua a giocare nello stesso modo, mantiamo, la nostra squadra lavora sempre uguale, indipendentemente del valore singolo. Ovvio che una squadra senza Giulio Cocco è sempre più debole perché è un giocatore con grande qualità, però oggi ci è mancato un po' più freddezza davanti alla porta che altri momenti abbiamo avuto, oggi no. Ovvio che c'era Giulio, magari la buttava un po' di più, però noi non ci attacchiamo a quello, cioè noi siamo questi, siamo una squadra lunga, forte e il singolo è solo una parte della nostra squadra. E dunque il Trissino che si porta avanti primo in classifica con la vittoria di oggi, complimenti e buon proseguimento di stagione. Grazie.